Amici di Directa Sport, benvenuti, bentornati al Palacconi di Cagliari, un altro grande appuntamento con il futsal femminile dopo avervi raccontato il derby di Serie A2 vinto ieri dalla Jasnagora sulla Mediterranea per 4-3. Oggi la futsal femminile Cagliari riceve la VIP Tombolo. Inizia ora, la chiama il pallone Brunigna, ha intercettato, attenzione alla possibilità di 1 contro 1 col portiere, l'errore di Figato. La palla per Vargiu con Daroccia che qui controlla, cerca lo spazio per calciare. E c'è la gran risposta di Dalla Pellegrina. Palla in profondità per Vargiu, possibilità di andare col sinistro, la risposta di Dalla Pellegrina sulla botta centrale. Marchese, la conclusione e poi la deviazione volante. Tenta di andare in dribbling Cortés cerca la conclusione. Poi Tasinato batte lei questa rimessa, poi la conclusione col mancino di testa. Cortés, Marchese, la conclusione, la palla che resta lì, Daroccia la alza ed è 1-0, la sblocca Daroccia. Marchese, attenzione che arriva Daroccia, Marchese ha spazio, preferisce andare da Cortés, il tentativo di piazzarla, quella posizione, palla fuori, Marchese dentro Vargiu intanto, ma c'è l'azione con Brunigna, la conclusione con il destro, la parata di Dalla Pellegrina. Nel traffico l'FFC riesce a gestirla molto bene, Cortés si allarga, cerca il tocco per Daroccia, spalla alla porta, la lascia lì per Brunigna, prova a piazzarla e poi Cortés non riesce nella deviazione sul secondo palo. Cercare il pareggio prima dell'intervallo, attenzione qui però la Marchese che recupera il pallone, Marchese! Un gran gol! Marchese di prima per Vargiu, 3-0, cala il tris! Scambia ancora con la spagnola. Palla di ritorno, Marchese, possibilità di andare a concludere, sta ancora Salvador, possibilità di calciare, Mascia ci mette le mani, ancora Daroccia, si gira, la possibilità di andare da Brunigna, poi il secondo tentativo, va al lancio lungo per Marchese, cerca il tocco al volo, palla sopra la traversa, Seli, pallone profondo per Vargiu, possibilità della doppietta, il pallonetto e arriva la doppietta per Carolina Vargiu. 4-0, cala il poker l'FFC. Grande dribbling, Seli si libera per la conclusione, poi in porta praticamente addirittura tripletta per Carolina Vargiu. Attenzione, il pallone in mezzo e arriva il gol di Nasso, ma no, non vale. Molto vicino al calcio d'angolo, attenzione ancora Nasso, stavolta Mascia risponde presente con i piedi. La VIP, possibilità di ripartenza adesso per l'FFC, ancora Brunigna, tunnel per andare da Cucu, poi il tiro di Gasparini, alla fine cerca di andarsene addirittura in dribbling e poi la gran parata subito a scaldare le mani di Mulas, pallone nella metà campo dell'FFC, poi alla fine imbucata per Mendes che sfiora il 6-0. Partenza 3 contro 1 con Carpanese, vediamo se va la conclusione. Mulas a chiudere, va 0 il cronometro, suona la sirena, triplice fischio, l'FFC vince 5-0 contro la VIP Tombolo. Non è stata semplice sbloccarla, avete avuto qualche difficoltà, poi dopo il primo gol siete andate lisce e avete chiuso una partita che magari sulla carta poteva sembrare facile ma alla fine aveva tante insidie dietro. Sì, ogni partita è a sé, ovviamente quando incontri delle squadre che non hanno tanto da perdere è sempre complicato poi affrontarle, però alla fine poi si è messo per il verso giusto e quindi è andata bene. È stata anche una Carolina Vargiu scatenata, 3 gol, tripletta, a chi li dedichi? Immaginiamo che la dedica è abbastanza facile vedendoti qua. Sì, la dedica è tutta per lui, come ha detto il mister una tripletta del secolo, neanche ai tornei della birra avevo mai fatto una tripletta, però sono contenta soprattutto per la prestazione e soprattutto per i 3 punti che servivano per risalire la classifica. Sì, adesso questa è la seconda vittoria consecutiva, nel 2020 appunto avete avuto centrato queste 2 vittorie, cercate, immagino l'obiettivo sia quello di trovare il miglior posto possibile per andare ai playoff scudetto. Sì, certo, assolutamente. La società ha creato una rosa che deve stare comunque su, deve provare a competere nel migliore delle maniere e quindi noi cercheremo di farlo.